Benvenuti su Radio Vacanze, io sono Mister Campania. Oggi un evento importante, la presentazione della crociera napoletana su MSC organizzata da Scoop Travel e dal mitico Francesco Spinosa. Vabbè, mitico è, ma forse perché quest'anno andiamo nelle isole greche, quindi l'idea del mito greco. Niente, io sono un semplicissimo operaio del turismo napoletano. Quindi praticamente mi interesso di turismo da tantissimi anni, da 16 anni ho il privilegio di essere napoletano e di organizzare questo evento che si chiama Crociera della Musica, Arte e Cultura Napoletana. Da 16 anni, dice un noto etnomusicologo amico, dice: tu fai la crociata della musica napoletana, perché noi in realtà vogliamo napoletanizzare tutto il Mediterraneo e ci stiamo riuscendo in parte, perché in tutti i porti dove noi attracchiamo siamo accolti dalle autorità locali, i nostri artisti scendiamo con loro, con i musicisti, cantanti, pittori e scultori, e in realtà li napoletanizziamo, perché la napoletanità è una cosa molto importante e quindi noi, usando la musica come ariete per sfondare tutto, poi ci portiamo tutto in questo scrigno favoloso che sono le navi da crociera. Un'idea che nasce, quindi siamo alla 16ª edizione. Questa è la 16ª edizione perché purtroppo è nata nel 2008, quando Napoli versava in una condizione bruttissima dovuta al problema della spazzatura. Io da buon napoletano dissi: ma perché Napoli non è questa, Napoli non è quella che ci stanno mostrando, Napoli è tanta cultura. E infatti adesso i risultati si stanno vedendo, non voglio dire che è tutto merito nostro, però siamo una goccia di questo mare di benessere che ci sta arrivando. Amano la napoletanità, l'idea della crociera è qualcosa di veramente unico, fammi dire, nel suo genere, perché nel mondo abbiamo portato la nostra napoletanità sempre attraverso la musica, ma volando noi negli altri continenti. Invece la particolarità è che sono loro che vengono qui da noi. Ti dico una piccola chicca: dall'anno prossimo noi porteremo il Festival di Napoli in crociera, perché ci siamo sentiti con l'amico Massimo Abbate, e quindi dal prossimo anno il Festival di Napoli, i vincitori del Festival di Napoli verranno qui a bordo e quindi porteremo anche in giro loro. Quindi il Festival di Napoli, la musica napoletana, sarà un evento unico che girerà tutto il Mediterraneo. Francesco, grazie di aver invitato Mister Campania. Grazie a voi. Radio Vacanze per aver accettato il mio invito. Assolutamente, Radio Vacanze è felicissima di avere un partenariato con te. Le vacanze e il turismo stanno nel mio cuore, quindi lo sapete. Allora adesso lasciate. Ciao a tutti da Mister Campania, siete su Radio Vacanze, la radio ufficiale del turismo in Italia. Ci troviamo su una nave spettacolare che è la MSC World Europa per raccontare la 16ª edizione della crociera della musica napoletana e delle arti. Con me amico e un grandissimo maestro di napoletanità, o professor Amedeo Colella. Amedeo, buongiorno. Buongiorno, sì, perché avremo una sezione nella crociera della musica napoletana dedicata proprio all'Accademia della Napoletanità. Bellissimo. Quest'anno ci puoi anticipare qualcosa sui marinai, sui marinai ci stanno parecchi detti, tra l'altro. Ma no, vabbè, facciamo, noi in realtà in questa crociera si parlerà di lingua, di arte, storia, cultura, teatro, musica, gastronomia. Certo, il filo conduttore è la musica e la canzone napoletana. Assolutamente. Ma quella attraversa un po' in pratica tutte le discipline, quindi quella è colei che ha diffuso la lingua napoletana del mondo, ed ecco perché la lingua napoletana è uno degli argomenti. Ma a quelli che verranno alla crociera, dell'altra cosa è tutta Grecia, mi fa assai piacere, perché quante parole una marea napoletana poi alla fine sono greche, e noi parleremo anche di origine della lingua, ma è più meritevole, daremo pure una laurea, che tu sei un giovane che studia, studente che studia, che si deve prendere una laurea, e quindi daremo proprio la laurea in napoletanità. Bellissimo. Io sono lettore, lui mi ha chiamato professore, attenzione. Non sapevo che c'erano state le votazioni.
lezioni. Io oramai sono rettore della Università Pezzotta, Gennarino II di Napoli, e quindi ai più meritevoli daremo la laurea. Amedeo, ci dici se hai qualche programma in questi mesi? Ah no, tante cose. Prima della crociera. 100.000 eventi divertenti, però è in uscita il mio prossimo libro che si chiama 1000 test di napoletanità, cioè ho fatto un libro tipo quello della patente, no? Di esercitazioni. Ok. Ho fatto tanta teoria, il manuale di napoletanità, il Napoli 365, e ora è nato il libro dei test, così misurate la vostra napoletanità. Perfettissimo, allora ti saluto, ti ringrazio, sta per iniziare il nostro evento. Ciao a tutti da Mr. Campania, da Radio Vacanze. Radio Vacanze, l'unica radio tematica sul turismo.